fa la differenza. Che tipo di parole posso utilizzare? Qual è la mia grammatica? Si chiama a livello proprio di psicologia generativo trasformazionale. Quali sono le parole che uso ogni giorno? Stateci attenti. Difficile, non ne sono sicuro, è un problema, non lo so, non ce la faccio. Ikigai, la tecnica giapponese. What is good about it? Cosa c'è di buono in questo? Io spesso ho questa mantra. What is good about it? Cosa c'è di buono in questo? Parliamo di leggi di creazione. Io creo, non voglio attrarre, voglio creare. Se penso solo e non agisco, funziona. In quel senso creo, capisci? Se penso di attrarre, star fermo, io attrazione per me, sto fermo e... No offense to you, don't waste your time. Adesso avete qualcosa che vi dà fastidio dentro di voi? Molto congelato, un sassolino sulla scarpa, qualcosa che non vi fa essere il massimo del vostro potenziale, ce l'avete? Recupero tutta la mia energia legata a questa situazione e alle mie reazioni in merito a questa situazione e le riporto al posto giusto in me stesso. Armonizzo tutti i miei sistemi a questa nuova consapevolezza. Amo e accetto me stesso qui. Ok, sinceri, ripensate alla cosa giusta, provate ad entrarci, impegnatevi ad entrarci, impegnatevi, non ce la fai, andiamo, non è magia, è strategia. L'altro strumento abbiamo imparato, quindi abbiamo detto la grammatica generativa trasformazionale. La triade, il focus, le azioni, perché nella grammatica generativa trasformazionale la possiamo inserire all'interno della triade. Qual è la fisiologia? Perché così è? Ed è già così. Perché così è? Ed è già così. Bring me down, your love is too high. It bring me down, can't nothing bring me down. I said, 'cause I'm